Oggi siamo a Milano, a Piazza del Duomo. Questa piazza misura circa 17.000 metri quadrati. Pensate che un ettaro è costituito da 10.000 metri quadrati. Questa piazza è stata sempre ricca di eventi. Per esempio, nel 1956 c'è stato il famoso Totò e Peppino De Filippo, in una sequenza del film Totò, Peppino e la Malafemmina, che hanno chiesto a un vigile urbano: noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, che poi si sa che è finito a ridere. Nel 1960 c'è stato anche Adriano Celentano, che in una sequenza del film Urlatori alla sbarra ha cantato il brano Impazzivo per te. Mai, mai, mai più io potrò accarezzarti, mia dolce bambina. In una piazza gremita di fans che ascoltava e ballava. Poi sempre su questa piazza ho conosciuto l'artista e pianista Emanuele Fasano, figlio di Franco Fasano, cantautore, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo. Poi sul palco per le prove del concerto di Radio Italia ho visto e ascoltato da vicino Laura Pausini, Elodie e Alex Britti. Poi ho conosciuto anche l'artista e cantante originario di Trani, in Puglia, Tommaso Scarinci, cantante neomelodico napoletano, che canta perfettamente in dialetto napoletano. Poi l'artista, cantante e trasformista milanese Marina Madreperla. Poi anche la straordinaria artista e cantante milanese Fra Emi, con una estensione vocale da soprano leggero. Poi il DJ Red Ronnie, che ha allestito proprio qui, in Piazza del Duomo, una mostra di cimeli musicali originali degli anni 50, come le scarpe di Madonna, la batteria dei Beatles, la chitarra di Billy Haley, i diversi modelli di jukebox e tantissime altre cose. E che ho fatto anche un surf con lui. Poi tantissime altre manifestazioni che al momento non ricordo. Insomma, questa piazza è stupenda.